I circoli agrigentini del Partito Democratico presentano le opportunità offerte dal piano giovani della regione. Conferenza al centro Pasolini. Dario Piparo. Parte il piano Giovani della Regione Siciliana, promosso dall'assessorato alla formazione, guidato da Nelly Scilabra. Proprio la 31enne di Burgio era attesa al centro Pasolini ad Agrigento per discutere del piano, ma alla fine non è riuscita ad arrivare. Presente praticamente tutto il direttivo democratico agrigentino che si è fatto promotore di un confronto esplicativo riguardo alle modalità. E in effetti attorno al piano si è scatenato un moto di polemiche infinito già dal primo step. 1 milione di euro stanziati in previsione dei tirocini per giovani, diplomati o con specializzazioni professionali affidati ad aziende ospitanti dietro compenso di 500 euro mensili, aziende che riceveranno 250 euro al mese per ogni tirocinante. Onde evitare assalti pantagruelici, l'assessorato ha deciso di suddividere il piano in diversi step. 800 posti per il primo, già occupati dopo 2 ore, innescando la rabbia degli internauti, imputate di fatto le modalità. A un livello pratico i posti sono stati occupati dai click più veloci. Molti papabili hanno anche mosso critiche sui server online, intasati al tal punto da causare rallentamenti e bug. E al Pasolini sono state dettate proprio indicazioni sulle prassi. Intanto è un metodo, cioè ricominciare a mettere a disposizione di una generazione che non ha avuto alcuna opportunità in questi anni, avere l'opportunità di trovare un raccordo con il mondo del lavoro, e quindi il tirocinio diventa lo strumento essenziale. Penso che il piano giovane, ma in generale l'operazione fatta nazionalmente dal governo Renzi, dalla Youth Guarantee, ci consenta di dare alla Sicilia un'opportunità per migliaia di giovani. Questo primo piano giovani che è stato lanciato è l'inizio, perché da oggi al 2020 la Comunità Europea, se sarà efficace, metterà a disposizione quasi 400 milioni di euro. Quindi importante partire, anche se ci sono state delle criticità, ma migliorarlo e andare avanti su questa strada. A proposito di criticità, ci sono state anche delle polemiche sul primo step dei tirocinanti, sul quasi additato al click più veloce. Ecco, che indicazioni si possono dare in questo senso? Sì, questa è stata una criticità dovuta anche dai numeri. Consideriamo che ci sono state soltanto nelle prime 4 ore 14.000 iscrizioni e 25.000 circa aziende, posti di tirocinio delle aziende, e che dove ogni ragazzo doveva inserirsi e le aziende dovevano scegliere poi i candidati. Il sistema non ha retto benissimo, e questo lo abbiamo visto. Sistema informatico, quindi. Non soltanto il sistema informatico, ma anche il metodo che è stato utilizzato. Consideriamo però che il primo passo, attualmente gli uffici dell'assessorato con Italia Lavoro stanno cercando di aggiustare un attimo il tiro e sicuramente sarà migliorato, però io preferisco un qualche cosa che parte anche con delle criticità ma che dia delle possibilità. Quello che noi stiamo facendo come Partito Democratico nella nostra città è cercare di sensibilizzare, soprattutto spiegare, fare anche un'azione di tipo informativo. Il convegno di oggi ha principalmente questa funzione, informare tutti coloro che possono averne diritto, sia per quanto riguarda i soggetti ospitanti, sia per quanto riguarda chiaramente gli aspiranti tirocinanti, di questa opportunità che chiaramente va vista tra virgolette come un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, già che si tratta sempre di tirocinio, quindi è comunque un'attività formativa, trattandosi di una formazione pratica all'interno delle aziende. Intanto insistono i moti di azzeramento, si rifaccia tutto da capo. Addirittura il Movimento 5 Stelle minaccia un maxi ricorso al TAR a meno che, appunto, non si riparta da zero. Qualcosa odora di traccheggio, dice il deputato regionale pentastellato Sergio Tancredi. Lo si elimini anche perché, comunque, l'iniziativa è degna di merito.